cori di scuola amorese sono cori maschili, per lo più a 4 parti vocali, le cui linee melodiche sono affidate a gruppi più o meno numerosi di cantori. Il raddoppio delle parti determina un caratteristico impatto sonoro avvolgente e ricco in armonici. La denominazione delle parti vocali è mutuata dalla coralità classica: tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi. In alcune località viene invece utilizzata quella del canto a tenore o a concordo, oghe, mesuoghe, contra e basso. Oppure le parti possono essere denominate prime, seconde, terze e bassi o primas, secundas, terzas e bassos. Si dice est una bella prima per indicare una bella voce di tenore primo. Maria, il coro tipo è formato da sole voci maschili, anche se nel tempo si sono affermate compagini femminili o miste. Alcuni cori si dispongono a semicerchio, ma la maggior parte formano un cerchio, quasi a richiamare la posizione dei quartetti tradizionali. Il maestro sta sulla circonferenza come gli altri cantori o in qualche raro caso al suo interno. A seconda del coro la disposizione segue un ordine orario o antiorario a partire dai bassi per terminare coi tenori primi. Talvolta, soprattutto nei cori a voci miste, il coro si dispone a semicerchio. I coristi non hanno margini di variabilità individuale, ma esclusivamente un ruolo di esecutori. L'interpretazione dei canti è quindi demandata al maestro, che prepara il coro in regolari prove settimanali e lo guida durante l'esecuzione, gestendo le variazioni di volume e di tempo. Quella del maestro è l'unica figura professionale in un contesto squisitamente amatoriale. I compositori della coralità di scuola amorese si ispirano da un lato alla polifonia colta, da cui riprendono ad esempio la complessità delle strutture armoniche, e dall'altra al canto a concordo e a tenore. Molti cori esibiscono un'appartenenza etnica, che si traduce nell'arrangiamento di melodie tradizionali e nell'utilizzo della lingua sarda. Tale sentimento di appartenenza è spesso messo in risalto, indossando l'abbigliamento tradizionale del paese di provenienza o completi in velluto. Del repertorio di ogni singola formazione, oltre ai brani ormai classici dei cori amoresi, fanno parte brani con testi poetici di autori locali, composti da qualche corista o dal maestro, che spesso compone le musiche. I brani possono essere cantati da tutto il coro o dai solisti in alternanza col coro. Il solista, in base al brano da eseguire, può avere un modo di cantare, un outraggio vicino alla vocalità tradizionale sarda. O alla vocalità colta. Il solista può essere accompagnato dal coro con dei nonsense mutuati dalla tradizione del canto a tenore come bombolo, bimbò, lerellè, eccetera. L'accompagnamento con i nonsense può essere omoritmico. Oppure poliritmico. O con l'emissione a bocca chiusa, il cosiddetto coro muto. Negli ultimi decenni sono nati vari sodalizi femminili o a voci miste che propongono un repertorio simile a quelli maschili. Inoltre non sono rari i cori misti di ispirazione colta che, influenzati dalla coralità di scuola amorese, includono nel loro repertorio brani in sardo.
anima